Come nasce il progetto Laghi Blu? Beh, il progetto Laghi Blu nasce da una volontà di un ripristino ambientale, approfittando di un finanziamento provinciale che ci dava la disponibilità di una certa somma per ripristini ambientali. Qui c'era un'area abbandonata dall'Enel, interclusa a qualsiasi attività e anche ai privati da sempre. Ho avuto questa idea in accordo con Enel, con l'amministrazione comunale, con la comunità montana, con la sinistra Piave, di calare un progetto di recupero, ripristino ambientale, anche per riuscire a riportare un po' di turismo, un po' di vita a Bassofadalto, che era sicuramente il borgo più abbandonato, diciamo così, della Vallapisina. Ecco, da questo nasce il progetto che, calato 3 anni fa, con tutti gli enti che ho testé menzionato, e quello che vedete è il risultato del primo stralcio. Con l'assessorato alla provincia caccia e pesca abbiamo pensato di calare qui un progetto per l'insegnamento alla pesca alle scolaresche, e in più abbiamo anche attrezzato dei percorsi per i disabili, per rendere possibile la pesca anche ai disabili. Se i giovani vogliono pescare, devono sicuramente la famiglia deve fare un investimento oneroso. Qui da noi possono pescare i bambini sotto i 12 anni gratuitamente, e c'è la possibilità anche di avere dei tecnici, degli addetti che insegnano a pescare. Se poi la cosa funzionerà, insieme alla provincia creeremo proprio una scuola di pesca adatta anche all'insegnamento della pesca alle scolaresche. Tutto questo nasce anche però la possibilità di avere un turismo, diciamo, cittadino, perché alla fine questo parco si rivolge ai cittadini della Valle e di Vittorio Veneto, che a 5 km di Vittorio Veneto hanno la possibilità di passare la giornata in un parco così. Che animali popolano questa zona? Non è raro vedere cervi, caprioli, poi ci sono gli aironi cenerini, ci sono i gabbiani, ho visto anche il tasso, pertanto è un'area sicuramente di pregio anche ambientale, perché qui non c'è alcun inquinamento, è abbastanza isolata, e pertanto gli animali che frequentano le nostre montagne possono abbassarsi e abbeverarsi. I laghetti, che pesci troviamo? Beh, sicuramente ci sono tutti i ciprinidi che negli anni si sono riprodotti qui. Da qualche anno abbiamo anche seminato delle anguille, delle trote, sia eridee che fario. Come è stato possibile riqualificare questa zona e con quali risorse? Beh, le risorse sono riuscito a cogliere il finanziamento della provincia, che metteva a disposizione delle somme per il recupero di aree abbandonate. Questo è stato il motivo che ha fatto partire questo progetto. Poi l'attenzione anche dell'amministrazione comunale e di Enel Produzione Proprietaria, insieme alla comunità montana, hanno messo in sinergia un po' di risorse. Questo parco qui, che è un parco comunale, è gestito dall'associazione Vallapisina Iniziative, che un paio d'anni è riuscita ad avere 250 soci.